Oggi è la giornata dell'unità nazionale, la festa delle forze armate. Ad Agrigento, cerimonia innanzi al monumento ai caduti alla Villa Bonfiglio. Davide Saia. Oggi 4 novembre è la festa dell'unità nazionale e contemporaneamente la giornata delle forze armate, una ricorrenza istituita dallo Stato italiano nel 1919 per commemorare la fine del primo conflitto mondiale, conclusosi appunto il 4 novembre del 1918, una giornata di festa nazionale che ha attraversato le varie fasi dell'Italia, dal periodo liberale a quello fascista e poi repubblicano. E stamane anche ad Agrigento, così come tradizione, è stata deposta la corona d'alloro dinanzi l'obelisco della Villa Bonfiglio in memoria del milite ignoto. È la giornata dell'unità nazionale, cioè della massima coesione nazionale intorno ai valori più alti che la nostra Repubblica può esprimere. Ricordiamo le forze armate, l'impegno delle forze armate che tendono ovviamente alla massima efficienza dello strumento militare, ma che tutto questo è fatto per preservare e per garantire la pace. E poi ricordiamo il momento del compimento, anzi ricordiamo la giornata del compimento, del completamento dell'unità nazionale, che è un altro momento assolutamente miliare della nostra storia. Quindi ricordiamo questi due momenti stringendoci sotto il nostro tricolore che esprime, ripeto e ribadisco, i valori più alti della nostra Repubblica. Sono momenti questi, come questo della celebrazione della vittoria, in questo caso festa dell'unità nazionale, che ci devono far riflettere sull'importanza della coesione che ci deve essere tra tutti noi italiani in momenti, soprattutto in momenti difficili, come quelli dell'immediato primo dopoguerra, un po' anche il secondo dopoguerra, quando chiaramente l'Italia usciva da una guerra con delle gravissime conseguenze di tipo economico, eppure si è riusciti a risorgere e andare avanti, e questo è un momento non chiaramente paragonabile a quello della fine della guerra, ma chiaramente un momento comunque di crisi anche questo, e in questi momenti più si riesce a essere coesi tra tutti noi e più ritengo che possiamo avere fiducia in un futuro di ripresa e di rinascita. Una cerimonia all'insegna dell'austerità che, oltre alla partecipazione delle forze armate, ha visto la presenza dei sindaci della provincia, delle alte cariche istituzionali e di alcune scolaresche della città. E dopo la lettura del messaggio del presidente Napolitano e l'esecuzione dell'inno nazionale è stato ricordato il messaggio di questa ricorrenza che celebra la coesione e l'unità dello Stato italiano. Mai come in questo periodo l'importanza delle forze armate ha potuto estrinsecarsi nella vicinanza alla popolazione, l'abbiamo visto, lo vediamo nelle missioni all'estero di peacekeeping, lo abbiamo visto anche nella nostra provincia in quello che è stato i primi giorni, la prima quindicina del mese di ottobre con i tragici eventi che sono occorsi a Lampedusa, e l'importanza che le forze armate hanno avuto nelle operazioni di soccorso, e questo è probabilmente uno dei messaggi più importanti di questi ultimi periodi. Forze armate sempre più come strumento di soccorso e di vicinanza alle popolazioni per la tutela del bene e della salute di tutti. È una giornata particolare, la giornata in cui ricordiamo tutti quelli che sono caduti appunto in guerra per assicurarci questa nostra unità nazionale, unità che oggi sembrerebbe sentita un po' meno, però con la giornata di oggi appunto è un segno per riunificare e riprendere quel vincolo che lega le forze armate allo Stato, le forze armate al cittadino, per far sentire sempre più quest'unione che oggi appunto va sempre a scemare.